Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Buonasera ovviamente a tutte le persone che hanno già lasciato il saluto, quindi Marina, Baldo, Maurizio e tutte le persone che si aggiungeranno nel frattempo. E vi ricordo che questa sera abbiamo a disposizione un po' di tempo, insomma, per darvi delle risposte in modo gratuito. Buonasera anche a te, Freddy. E che però se non dovessi riuscire a rispondere a tutte le domande questa sera, comunque c'è ancora altre possibilità nell'arco della settimana, nella fattispecie in questa giovedì alle 19. Quindi se non riusciamo questa sera, dopodomani sarò ancora con voi insieme con il Marietto Veneziano. Così avrete un doppio esito, un doppio responso. Posso salutare anch'io i nostri amici? Certo che puoi, assolutamente. Buonasera cari amici, io sono qui con voi sempre. Ecco, è talmente vicino che c'era l'eco qua, è proprio qui la regia. Benissimo, avete visto in tenuta comoda, comfort. Allora, bene, vedo anche alcuni nomi nuovi. Forse Persefone era già venuta a farci visita tempo fa. Allora, eccoci, quindi prima di cominciare a darvi le risposte, vi do alcune delucidazioni e indicazioni. Vi ricordo che per rispondere alla vostra domanda ho bisogno che mi indichiate il vostro nome, quindi non il nickname, ma il vostro nome di battesimo. Non occorre, per questioni di privacy, il vostro cognome nella diretta, però ci occorre la vostra data di nascita e se la domanda riguarda un'altra persona e quindi magari il vostro rapporto con un collega, con un fratello, con quello che è, mettete anche il nome e la data di nascita. Quindi non sono considerate scie energetiche valide i nomi puntati con l'iniziale, il segno zodiacale e dettagli che appunto non specificano la persona. Mi raccomando, siate precisi anche nel formulare la domanda. Niente domande generiche, niente doppie opzioni o doppie domande, ne rispondiamo una e poi diamo spazio ad altri di avere la stessa possibilità. Ricordo tra l'altro che in questo momento stiamo trasmettendo in diretta da tre canali contemporaneamente, quindi ci sono il canale YouTube del Marietto Veneziano, il mio canale YouTube e il nostro gruppo Facebook. Tra l'altro nel gruppo stiamo crescendo, siamo oltre 3.200 iscritti, quindi la famiglia cresce, la community cresce. Se vi volete aggiungere alla nostra community, vi ricordo il nome del gruppo. Radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Il nome racchiude gli argomenti di cui ci occupiamo nel gruppo, ma ce n'è anche un altro che è un po', anche se il più anzianotto dei due gruppi, un po' quello più piccino, più una nicchia, e si chiama I Casti Sacerdotali. Molti si trovano con un nome del genere e dicono: ma cosa vuol dire i casti sacerdotali? Beh, è un nome un po' ambizioso, ma non riguarda la castità fisica, quanto piuttosto un'attitudine morale e spirituale di rettifica e correzione, che è un po' il sentiero ermetico cabalistico. Bene, allora detto questo e date le informazioni su come fare la domanda, vi chiedo, mi raccomando, se avete scritto la domanda, non scappate ad andare a vedere altre dirette se qualche altra cartomante vi dà la risposta. Restate qua perché se io vi seleziono, nella fattispecie la regia, vi seleziona e non siete presenti, io passo alla domanda successiva. Quindi non è che vi lascio la risposta così voi vi siete fatti i vostri comodi, io ho parlato da sola e qualcun altro che è rimasto lì non ha avuto la possibilità. Non è corretto, quindi se mettete la domanda poi restate. Diversamente se non rispondete e non dite presente quando vi chiamo, quando comunque compare il vostro nome con la vostra domanda sullo schermo, io passerò poi alla domanda successiva e quindi perdete un'opportunità. Altra cosa, non andiamo in ordine di come vi corrispondono i commenti nella vostra visualizzazione della chat, perché come dicevo, trasmettendo da 3 canali contemporaneamente, l'ordine potrebbe non essere quello che vedete voi. Quindi per tagliare la testa al toro andiamo a selezionare
o quantomeno il marietto si occupa di questo, va a scegliere le domande che risultano più complete e quindi che hanno le informazioni di cui vi chiediamo conto, quantomeno prima di cominciare a rispondervi, e soprattutto che la persona non abbia già avuto nella storia di questo canale una risposta, perché è chiaro che cerchiamo di farci conoscere un po' da tutti. Quindi se avete già avuto una risposta, chiaramente la possibilità di averne un'altra non è impossibile, però bisogna che non ci siano persone nuove che pongono la loro domanda. Diversamente vi ricordo che comunque il marietto e la sottoscritta riceviamo per consulti professionali privati. Il consulto dura circa 40 minuti, 40-45 minuti, a un costo di 20 euro. Quindi diciamo che se vi organizzate, se vi piacciamo, se vi piace il modo in cui approcciamo queste discipline, vi aspettiamo nella consultazione privata. Tra l'altro, in quel lasso di tempo è possibile analizzare le situazioni con altre discipline, quindi non solo l'applicazione delle sibille o della tarologia, ma anche il pendolino e anche l'astrologia, sia quella moderna sia quella antica. Tutte insieme forniscono delle risposte molto complesse, articolate e un quadro sempre molto preciso della situazione. Vi ricordo tra l'altro che non ci limitiamo soltanto a dare risposte, dissolvere dubbi, valutare cose, magari aiutarvi a prendere una decisione o quantomeno chiarirvi le prospettive di una cosa, di una scelta piuttosto che un'altra, ma anche nel caso di importanti blocchi oppure nel momento in cui percepite di avere degli ostacoli, degli impedimenti, possiamo aiutarvi a superarli oppure a propiziare delle situazioni più favorevoli, più positive nelle varie direzioni e gli ambiti della vita. Di fatto il marietto e la sottoscritta sono operatori cabalisti, quindi ci occupiamo di alta magia cerimoniale, di magia salomonica, eonica e anche di tutta quella che è la tradizione esoterico-cabalistica, quindi tutto quello che è compreso in questo percorso, vale a dire che possiamo produrre per voi talismani cabalistici. Esiste tra l'altro nel nostro sito la sezione shop, il nostro sito vi ricordo www.ilcapitano.altervista.org. Nella sezione shop, come vi stavo dicendo, troverete tantissimi strumenti che possiamo mettere o applicare per voi. Se avete già le idee chiare di cosa vi serve, potete scegliere autonomamente e contattarci per programmare la realizzazione. Ovviamente sono prodotti professionali, quindi non ha niente a che vedere con le cose che abbiamo messo a disposizione gratuita, né tantomeno con le dispense, il materiale che trovate in grande abbondanza sia all'interno del sito sia nei nostri canali YouTube e altrettanto nei nostri gruppi Facebook. Quello che trovate nella sezione shop chiaramente sono i prodotti professionali e di conseguenza hanno un costo. Andate a valutare se possiamo essere per voi di utilità, e soprattutto vi consiglio di fronte a grosse problematiche di tenere in considerazione la valutazione tramite consulto professionale, proprio per capire in che modo e dove veramente occorre intervenire per sbloccare le situazioni che si sono in qualche modo incancrenite. Bene, vedo che Marina continua a sbracciare, ci sono, ok, va bene Marina. Bene, allora direi che per questa sera il pippone è durato a sufficienza, e visto che continua a saltellare, ci sono, e rispondiamo. Allora, buonasera Marina. Buonasera, vorrei sapere: la mia situazione lavorativa non mi soddisfa. Al datore di lavoro non andrò bene. Forse cerco qualcos'altro o rimango là? 14 febbraio del 65. Ok, allora facciamo una cosa. Vediamo cosa ci consigliano le sibille, oppure cosa ci dicono, quali saranno gli sviluppi per te nel tuo ambito professionale, quindi per la tua professione, e lo vedremo se e cosa sta succedendo e cosa succederà. Quindi Marina, 14 febbraio del 65.
Vediamo un po' per la sua situazione professionale. Allora, omaggio di preziosi dottore. Bene. Il taglio, parla e esprime un potenziale, quindi non sto neanche a chiedere a Marina se c'è perché l'ha già scritto tante volte, quindi Marina eccoti qua servita la risposta. Omaggio di preziosi dottore parla di un'occasione per sistemare la tua situazione, ma anche la possibilità che, se lo accetti qualcuno possa esserti d'aiuto. Adesso vediamo cosa dicono però nella stesa. Ma allora Marina, partiamo dalla linea del passato, quindi cerchiamo di inquadrare un po' come sei arrivata in questa situazione. Una situazione che descrivi di dubbio, non sai bene cosa fare, non sai se sei apprezzata, eccetera. Però non sembra così male la situazione al presente. Andiamola a descrivere. Deliranti, viaggio, ladro, gran consolazione, messaggero. Bene, diciamo che ci sono delle situazioni dove probabilmente si sono create un clima un po' confuso, delle chiacchiere oppure delle incomprensioni, no? Qualcuno dice una cosa, qualcun altro confonde le idee, ci sono pareri e voci discordanti, quindi diciamo che c'è un clima un pochino confuso, come dicevo, almeno all'apertura vediamo questa situazione. E, qualche situazione è cambiata tra l'altro, compare il ladro, quindi attenta anche alla possibilità che qualcuno intenzionalmente, abbia contribuito a creare questa confusione con l'intento magari di approfittarsi di questo clima. Quindi è possibile che qualcuno abbia provato a appropriarsi di qualche tua creazione, qualche tua idea. Non so di cosa ti occupi Marina, però, quando c'è il ladro con la gran consolazione sembra un'appropriazione di sogni, di idee, di progetti. Quindi occhio, è successo sicuramente qualcosina di cui ti sei dovuta guardare e, a partire da un'intenzione di qualcuno o la possibilità che qualcuno abbia invaso un po' il campo, no, dicendo delle cose oppure creando volutamente queste situazioni. Di fatto la linea del passato ci parla di una comunicazione importante oppure dell'arrivo di importanti novità. Al presente, come ti dicevo, le sensazioni che tu ti porti addosso probabilmente sono date dal fatto che effettivamente compare un sacerdote, quindi una persona rigida, giudicante, severa, distaccata, poco affabile, c'è nella tua vita lavorativa, ma tuttavia sembra avere nei tuoi confronti, un occhio di riguardo. Non dico che ti preferisce ad altri, perché non si vede questo, ma si vede che, ha fiducia in te, nel progetto, nonostante abbia questo aspetto così distaccato e così autoritario, autorevole. Nel prossimo periodo, le carte non parlano né di trasferimenti né di situazioni complicate, quanto piuttosto della realizzazione di qualcosa. Quindi, qualcuno dei progetti che probabilmente è qui, no, in questo avvio, potrebbe andare in porto con le soddisfazioni. Quindi non mi sembra, l'atteggiamento di una persona che non punti su di te, non scommetta su di te, quanto piuttosto una situazione che a livello lavorativo comunque produrrà dei risultati. Ovvio il clima si distende, anche le carte successive, parlano di ulteriori progetti, della possibilità comunque che si crei un clima anche più amichevole all'interno dell'ambito lavorativo. Quindi arrivano delle proposte o comunque delle altre situazioni che, partono e portano delle buone cose positive. Quindi lo sviluppo, a parte la confusione che potrebbe anche essere dato da un inserimento tardivo in un posto dove c'era già comunque un gruppo consolidato, oppure, il sentirti
un po' come dire l'intruso, no, in questo contesto, cioè quindi a parte questi primi momenti le cose non andranno male e ti devo dire che non vedo, trasferimenti nel frattempo. La situazione però si complica nell'esito, quindi allora il qui non è questione se il tuo capo se piaci o meno al tuo capo, la questione è diversa. Quindi secondo me si agiteranno o si creeranno delle situazioni, di invidia, di tensione nell'ambito lavorativo. Quindi probabilmente, è necessario in qualche modo guardarti un po' le spalle. Qualche cambiamento può effettivamente arrivare e metterti un po' alla prova, quindi dovrai fare attenzione alle cose che potrai dire o ti potranno essere dette. C'è qualcosa che effettivamente andrà a turbarti e che in qualche modo, costituirà l'avvio di un cambiamento che non dipende però da te, okay? Non vedo però nel cambiamento non segue un trasferimento, segue piuttosto molta diffidenza, quindi bisognerà fare attenzione, a magari a qualche notizia che verrà detta e che può portare ai principi di ecco, di preoccupazione per quello che può essere la durata della tua posizione all'interno, del posto di lavoro, non perché tu non valga, quanto piuttosto per il lavoro in sé. Quindi non si tratta di un cambiamento che riguarda te, come ti ho detto, ma qualcosa che ti travolgerà, okay, quindi potranno girare delle notizie in futuro che effettivamente potrebbero portarti a pensare che, il lavoro lì potrebbe non continuare, ma non è necessariamente detto che riguardi esclusivamente te e, riguardi te, per il tuo operato, quanto piuttosto per una situazione, lì sul lavoro che va a cambiare. Quindi, c'è un po' in futuro, potrebbe essere fra qualche mesetto, un'aria un po' pesante. Okay, allora vediamo un'altra domanda. Ruipa. La casa giusta. Allora, Silvia Giuseppina, nata il 22 novembre del 72. Quindi vediamo un po' intanto se Silvia, quindi Ruipa c'è. Vediamo se risponde, è stata scelta, quindi vediamo se c'è, se ha retto otterrà la risposta, altrimenti vado avanti. Ci sei Ruipa? Allora, Ruipa ha scritto Virtual Hug, quindi ha fatto l'abbraccio. Sì, sì, ok, c'è. Eccomi, perfetto. Allora, torniamo quindi alla sua domanda e se riesce a trovare la casa giusta. Vediamo un po'. Silvia Giuseppina, 22 novembre del 72. Vediamo. Allora, per ora quello che vorresti veramente, quindi quello che non per ora è un po' bloccata la situazione, no, quindi magari trovi delle cose ma non scatta quell'amore. Vediamo un po'. Allora, beh, sai, sembrerebbe che ci sia stata già qualche occasione, magari te la sei fatta sfuggire perché quindi stiamo parlando del passato, magari ci hai pensato, ci hai ripensato, non avevi quella spinta giusta, oppure c'era qualcosa che magari non ti ha convinto completamente, no, e quindi, cioè si sono viste delle occasioni, ma ecco, magari
sei partita un po' con una forma di incertezza anche chissà su quello che cercavi veramente, oppure sul dove cercarlo. Vedo comunque o che in qualche modo c'è stata vedi con la presenza del mercante magari la partecipazione di un qualcuno che se ne occupa, quindi qualcuno che si stia occupando, che si sia occupato di mostrarti delle cose. Quindi, vedo tuttora tra l'altro, viaggio, allegria, che la cosa è in ballo, che, probabilmente vai ancora girando, facendo dei sopralluoghi, facendo delle visite, c'è ancora chi ti aiuta, quindi probabilmente sei assistita in questo percorso, però ci sono delle buone occasioni, ma è questione anche di quanto costa investire in quelle situazioni che ti sottopongono. Perché? Perché, probabilmente trovi qualcosa, ma c'è tanto lavoro da fare, oppure, trovi qualcosa già un po' più pronto, ma il prezzo è alto. Quindi ci sono delle situazioni che toccano, corde legate a una preoccupazione di natura economica. Sebbene è possibile che qualcuno in qualche modo perché questa è una carta di aiuti, quindi, se gli aiuti ci sono o non ci sono, questa potrebbe essere fonte di insicurezza per te, questa non certezza, okay, quindi diciamo che qualcosa c'è, okay, però, fino ad oggi quello che hai trovato era probabilmente, per un verso o per un altro, una sfida a livello economico. Nel prossimo periodo finalmente si vede qualcosa di più interessante. Non so se tu ne parlerai con qualcuno, quindi, se, ti confronterai con le persone della famiglia. È qui che, non vedo accordo, chi la dice in un modo, chi in un altro. Quindi se parlerai con qualcuno nel prossimo periodo potrebbe, magari nel tentativo di dissipare, i dubbi su un'eventuale scelta, potrebbe non essere così di aiuto questo qualcuno. Quindi diciamo che, mhmm, sembra che venga individuato qualcosa, sembra però che ci sia anche un'incertezza da parte tua. Ne affronterai l'argomento con persone, diciamo a te care o intorno a te, ma ti vedo comunque continuare a essere perplessa. Compagno, sì, possibile. Questi sono le persone che abbiamo più vicine, quindi non lo escludo, anche se non viene proprio lui direttamente. Quindi non lo so se sarà l'unica voce che ascolterai. Di fatto, vedi con la carta della malinconia, un pochettino di tristezza o timore nel dare comunicazione o nel rispondere c'è, però quindi magari non sai se, accettare o non accettare, se fare o non fare, perché comunque restano magari dei sospesi o delle spese per sistemare, queste cose un po' importanti. Però vedo qua compare una donna, quindi potrebbe essere una mamma che decide di dare una mano, potrebbe essere, qualcuno che in qualche modo, può consigliarti anche sulle cose da fare. Può anche parlare di un'ulteriore visita che farai all'immobile. Quindi cosa si vede qua? Fedeltà, falsità, giovane fanciulla militare. Ecco, dirti che trovi la cosa giusta è un parolone, perché probabilmente le occasioni e le case che potevano essere, abbastanza corrispondenti a quello che desideri, le hai già incontrate, no, quindi ne hai già viste alcune, però come ti dicevo, sistemarle e comportava o comporta, soprattutto questa è la linea del presente, quindi se hai in ballo qualcosa probabilmente devi fare molta attenzione perché le spese per sistemare questo qualcosa, potrebbero essere più alte di quello che pensi o di quello che sembra apparentemente. Comunque di fatto, ehm, l'esito ci dice che okay, c'è un'occasione, sarà probabilmente un'occasione da cogliere al volo e probabilmente rientra in questa strategia una figlia o una donna più giovane. Quindi se hai
una figlia un po' più che adolescente, devi in qualche modo fare qualche strategia, qualche manovra, e non so perché le sibille mi facciano questo tipo di accenno, bene, allora è possibile che entri in causa questa persona. Quindi potrebbe essere un'occasione, così come pure potrebbe essere fonte di altre piccole tensioni. Quindi diciamo che trovare tutti l'accordo magari non sarà semplice, però si presenterà un'occasione, quindi un'occasione che collimerà sia per il tipo di immobile che cerchi, quindi le qualità che l'immobile deve avere secondo i tuoi criteri di bisogno e di necessità, e anche l'opportunità che arrivi ad un prezzo conveniente. Quindi secondo me è possibile, ecco, individuare l'affare, la cosa. Questa donna giovane, se non è una delle figlie, o tua o del tuo compagno, potrebbe essere magari una persona che, punta allo stesso immobile poi, quindi questo poi da vedere. Penso che lo identifichi, ma non subito, l'immobile giusto per te. Ci vuole ancora un po', e poi ci vuole che si trovi l'accordo fra tutti. Io non so quante persone siano coinvolte, tu menzioni il compagno, però strano, in genere la carta della conversazione parla di più persone. Va bene, io vi ringrazio tantissimo, vi ricordo l'appuntamento di giovedì alle 19, per questa sera io concludo, giovedì alle 19, quindi dopodomani alle 19 sarò insieme al Marietto Veneziano. Grazie di cuore, buona serata a tutti e a giovedì.